Sono arrivati i risultati degli accertamenti eseguiti dai carabinieri del RIS di Parma. Sotto la lente di ingrandimento il coltello trovato nella zona dove è avvenuta la rissa la notte del 4 maggio scorso, nei pressi della discoteca Playa Loca a Castelfranco. Innanzitutto, delle tre armi bianche rinvenute quei giorni, solo una sarebbe stata utilizzata per colpire a morte Lorenzo Cristea. Si tratta dell'arma recuperata nelle vicinanze del luogo in cui due giovani marocchini si erano nascosti e trovata grazie alle indicazioni dei buttafuori del locale. Gli altri due coltelli invece sono risultati privi di tracce ematiche e non sarebbero state utilizzate nella colluttazione. Per quanto riguarda invece il coltello incriminato, sarebbero emersi dagli esami scientifici tracce del DNA sul manico ed ematiche sulla lama. Sono state rinvenute tracce ematiche sulla lama ed è stata rinvenuta traccia genetica sull'impugnatura. La traccia genetica sull'impugnatura è quella del coindagato, non è quella del mio assistito, e questo è l'elemento più importante delle risultanze del RIS di Parma. Le tracce ematiche rinvenute sulla lama appartengono sia al mio assistito che anche al ragazzo deceduto e ai due feriti, e quindi evidentemente sono la rappresentazione del fatto che la lama ha ferito queste persone, compreso il mio assistito, il quale quindi non può essere considerato protagonista e responsabile dell'uccisione del Cristea. Due gli imputati per l'omicidio di Lorenzo ed il ferimento degli amici: Badr Rouagi, 19 anni, assistito dall'avvocato Crea, e Taha Bennani, 22 anni, difeso dall'avvocato Paola Miotti. Siamo, soddisfatti perché confermano quello che lui mi ha sempre dichiarato e che peraltro, tutti gli elementi che avevamo, in nostro possesso che abbiamo in nostro possesso confermano, appunto l'assenza di un suo coinvolgimento nei fatti più gravi. Gli esami di laboratorio sono sicuramente un tassello importante atteso dagli inquirenti per ricostruire la tragedia avvenuta lungo la strada dopo una serata di festa e divertimento e terminata in tragedia. Questa va ad aggiungersi ad un altro snodo investigativo, quello della perizia sui telefonini di tutti gli indagati depositati in procura lo scorso settembre. Estrapolati messaggi ritenuti interessanti ai fini investigativi, ma nelle mani dell'avvocato Creo ci sarebbero elementi ulteriormente utili e fondamentali per la ricostruzione di questo delitto.